TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con il meteo perché si avvicina sulla regione una perturbazione di origine atlantica. Domani è venerdì 29 agosto. Il transito del sistema perturbato provocherà condizioni di tempo in prevalenza instabile, a tratti perturbato, come detto, specie tra il pomeriggio sera di giovedì e il pomeriggio di venerdì. Saranno possibili su tutta la regione temporali localmente anche forti. In considerazione di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato la fase di attenzione per temporali su tutto il territorio regionale, con validità dalla mezzanotte di oggi a tutta la giornata di venerdì 29 agosto. Per le zone di allertamento sono possibili l'innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari, l'innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e o sottopassi. La cronaca. Sul tema dei borseggi, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, afferma: occorre inasprire ulteriormente le pene, superando una normativa che, sebbene sia stata migliorata, in alcune forme ancora farraginose, non consente di applicare misure cautelari adeguate. Propongono di introdurre il braccialetto elettronico per i borseggiatori recidivi, uno strumento basato sulla georeferenziazione, capace di segnalare immediatamente, anche con un avviso acustico, se il soggetto tenta di rientrare nelle aree da cui è stato interdetto. Un deterrente efficace che permetterebbe alle forze dell'ordine di intervenire in tempo reale, allontanando dalle nostre città chi organizza bande dedite a razzie quotidiane. Una verifica sugli immobili a tutela di venditore e compratore. A garantirla sarà Impresa SRL, network con 17 sedi nelle province di Venezia, Treviso e Pordenone, che in collaborazione con lo studio Open Space 14 di Venezia dichiarerà l'idoneità dell'immobile in ogni fase della compravendita. Un geometra professionista si occuperà di eseguire, per conto di impresa immobiliare nelle compravendite comandate in esclusiva, l'accesso agli atti catastali, l'accesso agli atti amministrativi, il rilievo geometrico completo dell'edificio o manufatto con utilizzo di laser scanner 3D ed elaborazione, le verifiche di legittimità urbanistica. Il risultato finale sarà una verifica sull'immobile a garanzia di venditore e acquirente. Cambiamo argomento. Un traguardo importante per Angela Dalbon, per tutti angina, che ha compiuto 101 anni. Nata nel 1924 a Costa Lunga di Cavaso del Tomba, ha lavorato come assistente domestica per diverse famiglie nobili della zona ed è stata poi la perpetua di Don Mario Gorghetta Zerman di Mogliano Veneto. Da alcuni anni è ospite della casa di soggiorno prealpina di Cavaso del Tomba, dove si dedica al lavoro a maglia, realizzando sciarpe per tutti, insegnando l'arte alle sue compagne di piano. Non ha avuto figli, ma tutti i suoi nipoti e pronipoti hanno avuto la fortuna di essere stati coccolati dai suoi manicaretti in cucina e dai bigliettini fatti a mano in tutte le occasioni più importanti. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.